Elena, Nones Arianna, Padilla Alessia, Pedrotti Anita, Cari Isabella, Concini Alice, Muraro Gaia e Ferrari Eli. Parteciperà ai 300, non potrà fare la gara dei 600 in contemporanea. Per quello che riguarda invece le cadette, le norme di partecipazione, ma non al salto in alto. Quindi il tetraton è diviso anche in che loro avranno un peso di 3 kg. I giudici le stanno attendendo, vedo che già si stanno a dire come si potrà disputare la loro prova, anche in un susseguirsi continuo il giudice di gara mi ha sollecitato per le indicazioni delle cadette nel peso. C'è stato, magari mi confermare 2 prove, o sostengono il peso alla pedana A o l'alto al gruppo A, quindi solleciterei i giudici a mettersi d'accordo, perché a me sono state date indicazioni in merito, invitiamo i giudici di gara ad attenderle presso il peso. Vedo che è caldo, c'è chi si crogiola anche al sole, perché oggi c'è veramente la possibilità di farlo. Quasi un peccato che le tribune siano all'ombra. Ok, stanno controllando anche gli ultimi dati per vedere se le cadette ci sono tutte, sono ancora in tempo naturalmente per farlo, per raggiungere questa postazione di gara. L'agguaglio tecnico, il da farsi, e prendono fiato, prendono un respiro per poi dare... Ok, allora cerchiamo di dare una risposta al piccolo inconveniente tecnico, c'è questa emergenza, questa esigenza, e di conseguenza sono andate a confluire in un unico gruppo, quindi la prova del lancio del peso, mentre quindi romperanno il ghiaccio in fase iniziale con il salto in alto. Bene, intanto vedo che stanno preparando per gli ostacoli. Ci sono tanti, io dico volontari, che con la buona volontà, con tanto impegno e una forte collaborazione fanno una giornata di qualità, un evento nell'evento veramente grande, e partecipi in questo momento di gara. Intanto vedo che avanti e indietro italiana, perché qualcuno naturalmente ha già raggiunto i lidi, dico perché con giornate così belle, qualcuno semplicemente affiancherà figli o nipoti qua e là. Intanto vedo che c'è e si sta freschi. Allora c'è chi sta facendo la prova a vedere se le ragazze all'alto stanno continuando la loro prova, prova. Andiamo a capire dal giudice di gara l'orario, e quindi l'atleta è pronta per sostenere la prova con grande successo. Allora, io ho così raccolto un'ulteriore indicazione per sollecitare questo bellissimo campo gara che l'Atletica Val di Non Val di Sole ha messo a disposizione di Raffaella, naturalmente per capire quale sarà il momento per dare l'ok alla partenza, e vedrà poi in un secondo tempo protagoniste della prova di gara. Poi sosterranno gli ostacoli. Andiamo a vedere adesso se c'è un passaggio, io dico, le cadette che una dopo l'altra si susseguono. Ecco gli ultimi rilievi, modalità di premiazione che vedranno i nostri ragazzi così protagonisti. Per quanto riguarda i 300, asta e 1000 per quanto riguarda le cadette